Siamo arrivati alla seconda serata dello spettacolo della rassegna teatrale Teatro in Collina, che come ogni anno ormai è diventata una tradizione, c'è sempre parecchio pubblico e questo ci rende orgogliosi e cerchiamo sempre di offrirvi qualcosa di diverso. Questa sera abbiamo la rappresentazione Io e lì senza paura, che è tratto da un libro che tra l'altro abbiamo già avuto l'onore di presentare in biblioteca un paio d'anni fa. Un libro che ha come sottotitolo Memorie di un alpin. Infatti sono proprio i ricordi del nonno narrati al nipote sulla guerra, sulla prigionia. Scusa, ma ve lascio parlare voi. Non voglio rubarvi tempo perché è meglio ascoltare dopo gli attori. Volevo solo dirvi che questa serata è stata organizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, con la biblioteca comunale e grazie anche alla partecipazione della provincia di Vicenza con Teatro Incontri che contribuisce a una parte del costo della serata. E chi vuole a fine serata abbiamo predisposto una cassettina per raccogliere delle offerte che quest'anno abbiamo pensato di devolvere alle famiglie bisognose visto il momento di crisi. E quindi ci sono sicuramente delle famiglie anche nella nostra comunità che fanno fatica a sbarcare il lunario e ci siamo accordati con la Caritas parrocchiale con la Caritas dell'unità pastorale in maniera che se viene raccolto qualcosa loro sanno a chi dare i soldi, insomma. E basta, vi lascio intanto all'ascolto e buon divertimento a tutti. Grazie. Il caos della storia. Non si via come dirlo, scominciare adesso a contare tutta sta storia, perché le anni che ne passano tanti, cercherò però di fare il meglio che posso, sperando di farvi capire bene quello che ho passato. Tacchemo se, perché qua è lungo il fiso, lungo. Sono nato a Maran il 17 di dicembre del 1919, mi pare. Michele Turcato e era un contadino, come la più parte della gente allora. La sua famiglia c'era originaria del Recoaro, gli resta ancora suo papà Tony, che se gli sta menone a fare San Martin. Lui era anni che lavorava qua a Maran, mi faceva il casaro,
dentro su una delle latterie che era a quei tempi in paese, là, e che aveva una stanzetta dove poteva dormire la notte, e sicché, e tornava a casa a Recoaro, e tanto in tanto, appena che aveva l'occasione, finché si era stufato di andare avanti in Rio, e allora un bel dì, e che pensò di portare su dai monti anche la mogliere e i fiumi, e insomma, e lei è venuto su con suo fagottello di schei, e che ha comprato tutti i campi che c'erano dei delai. Ciò, a quei tempi, la terra non la costava mica tanto come fa adesso, eh? No? Che la maledetta cartolina. La mattina, come tante, mi arrivava la cartolina per andare via sola. Lei era indirizzata a Turcato Natale, ma il bello è che in prole nessuno mi conosceva con quel nome lì, perché tutti mi avevano sempre chiamato Joani o Joani. A dire il vero, anche che il nome lì lo aveva imparato un poco. Già sti anni si aveva al manco tutti un solo nome. E il mio già era Moro Scorsatelo, sa che mia mamma già era scorsato di quel nome, e mi era nato in tia vecchia casa dei suoi. E come mai che mi chiamava Giovanni se dai documenti risultava come Natale? Sto bagolo è successo perché quando che sono nato, mia mamma la andai in chiesa e la mi ha messo il nome Giovanni. Mio papà invece le andai in comune e mi ha messo il nome Natale senza dire niente a nessuno. Tutto perché per strada se è venuto in mente che da giovane aveva un amico che già era nato il 17 di dicembre come me, e sto tipo si chiamava proprio Natale, e sicché ha pensato di chiamarmi proprio come lui. Ma torniamo adesso al giorno che lo ciapava la cartolina. A quei tempi là, che già era uno che veniva a casa nostra a aiutarmi a lavorare. Io lo chiamava Tony Finanza, perché da giovane già era sta via in telefinanze. E so che mica aveva da andare via Sabo, e a Zobia si lui mi ha detto: Ah, Moro, Zobia è entrata, settimana andata! E difatti il Sabo si arriva in presa, era il 9 marzo del 1940. So che mi può parecchiare e sono partito da mattina a buon'ora in treno. Appena arrivai a Vicenza siamo andati al distretto militare, Maria Vergine, c'era qui. Mi ricordo che c'erano struccati come sardelle e mi ha toccato stare là tutta la notte. La mattina di Rio mi ha cominciato a chiamarmi per nome, uno per uno. Allora ti sentivi che c'era chi che aveva da andare a Bassano, chi su in Trentino, chi in volta per altre città. Mi ha mandato insieme con una ventina di sposati. Prima di partire mi ha dato una gavetta per uomo, un quercio, un pieron, un bucciaro, sicché siamo andati via col primo treno e siamo arrivati a Gorizia ed era subito ora di lancio. Possiamo stare là che non visto invece. Li chiamavano così perché tanti si faceva crescere la barba lunga, ma magari aveva solo 2 o 3 anni più degli altri, e si rampegava su per una rama
sbeccandone conto. Se qua le matte, se qua le matte, se qua le matte, le burbe, se qua. Sicché ne cammina subito dentro nella corte grande e ne passare in rassegna. So che ne ha fatto tra via il Pieron che ne aveva dal distretto militare di Vicenza di Sendone. Questo qua, il tiro lo teniamo gli altri, perché è l'arma pericolosa ma altri. Gli cavalieri coppato al nervoso che mi ha fatto venire su. Ma cosa che dici tu? Che tocca ascoltare, tasere, far finta di niente. Fatto sta che ne da fuori al rancio. Intanto c'era due vecchi che mi guardava, era Checo Munaro da Maran e Toni Poccio da Zanè. Quello che con questa casa che ha fatto un capitello drio la strada per ringraziare il Signore di essere tornato in Drio san e salvo dalla guerra. Mi riconosceva tutti e due, ma neanche uno le veniva a salutarmi, non so perché. Dopo aver finito di mangiare, un vecchio mi serviva 3 gavetti da lavare. Sarà che era già nervoso perché ne aveva fatto trarre via il Pieron, ma come ho visto arrivare le 3 gavette, son proprio un daso dal caro. Alle gocce pai in man, alle gotrate via forte, picche go podesto. E era già lì, per terra, e le senda via sgrenzando. Le avrà fatto al manco 20 metri prima di fermarsi e nessun capì il coraggio di fiatare. Ecco cosa che vuol dire non aver paura di niente. Sicché passa un paro di ore gli ufficiali ne cacciamai in adunata in mezzo alla corte. Là abbiamo fatto tanto di discorso e dopo una piccola cerimonia gli ha fatto fare il giuramento. So che si è montato sul palco un graduato che ne ha speccato. Lo giurate voi? E tutte le reclute che ha risposto a voce alta. Lo giuro! Sarà che era ancora Dio boiere da prima, ma so che mi hanno come visto appena la bocca e ho detto morì. Ma non mi ha servito a niente, perché sono stato in guerra compagno degli altri, si ben che non ho giurato. E sono fiero e orgoglioso di essere stato un alpino. Il mio primo pugno. Un bel dì, ieri incamerata. Senta su una branda, aveva il mio amico Angelo Losco da Torre e l'altra recluta lì comì, uno per parte. A un certo punto ne si è venuto davanti un vecchio con la barba lunga, Presello gli chiamava. Non era mia, una persona grande, di quelle che ti fa impressione. Si può dire che era una mezza caricatura, a regola di tanti altri. E se che sentato di fronte degli altri, ciò. E da toccare a parlare. Mi però, a capire solo le bestemmie. Perché parlava per Furlan. Mi ricordo
che traseva attorno alla testa perché ne contava tutte le sue robe, le sue storie. A sentirluccio, apparea che fosse un gran personaggio e diceva adesso sta sul Monte Canino e in volta per non so quanti altri posti. Insomma, diciamo che si dà tanta importanza. Ciò, anche bassa per i miei gusti. Gli sbruffoni non mi sono mai piacesti. Fatto sta, che trando attorno alla testa, che se il naso per terra il capello, e dove lo finio? Proprio sotto le mie gambe. Sicché mi ha guardato dritto negli occhi e il mega dito. Come su il capello, mata. Tutelo su! Oh, avevo risposto mi. Ma scherziamo neanche. Dir che l'offesa così a un vecchio. Le va in piedi. E gli ha aperto una bocca che pareva che volesse mangiarmi. Allora, ha sollevato in piedi anche a me. E prima che potessi capire cosa che gli era dovuto succedere, avevo dato un destro di quelli potenti. So che indosso aveva una giacchetta di tela che era bella comoda. Bene, la sega tutta esclusiva tutto attorno, c'era stata a solo che la spadina. Avevo via da fare un tocco più tardi, per cosirla su. E insomma sto presello le da finirla solo alla fila delle altre brande. E se gana parte il trio scheda e che sulle gambe per aria, ma non ha fatto neanche ora a molarle su per terra, che sono rivalancami. La voce passuito per stomaco, e ho fatto parlarmi nell'altro del bifarte. Intanto però, ciao, uno, e mi cabeccia papà per Dio. E ieri segliente Maiore Tosolini, della zona di Udine, e era della classe del 1915, mi pare certo. Fotocoparlo! E mi ha dimandato. Avevo solo difeso, e ho risposto di. Ma là se sta una bella difesa la mia. Ciao. Ma che sarà anche un perché 6 volte dire che se ne c'abbia un pugno da uno dell'artiglieria di montagna. Non te se ne è un castigo di Dio, una pelata di un mulo. Sta proprio da quel bagolo lì, che Gasco mi si a conoscermi là in caserma, e da quel momento lì, Tosolini, e che attaccate in arma di occhio, ma in fondo, e nega sempre voleste un gran ben, di che altro, ciò, e se fidava tanto di me, difatti, ma mi ricordo che cos'è sta via in guerra, tante volte, e che aveva coraggio di prestarmi la sua rivoltella, quando che mi toccava andare in volta in perlustrazione, la sua rivoltella, La comunión alpina. Non gli era passata neanche a 8 dì dal pugno che avevamo al presello. Ma invece lui che aveva mi ha perso il coraggio. Di tanto in tanto te sentivi dire: Mate, guarda che abbiamo messo le fette di patata in moia, intera senza piena di pisso di muso. Pareceve che sia presto qua la vostra ora. La cosa è sto più tardi che metteva anche al sale da vicino e ogni tanto gli dava una smissiata e le voltava una a una. E il bello è che gli ufficiali sapeva tutto, ma non gli diceva niente perché gli era d'accordo con i vecchi. Una volta ho sentito mi che diceva: Noi li spremiamo di giorno, voi li spremete di notte. Sicché una sera, dopo che aveva suonato il silenzio, abbiamo sentito suonare l'allarme. Ciò se Gerimo tira su in presa e se Gerimo guarda del muso dicendo: Ostrega, cosa che c'è adesso? Cosa che c'è, ostrega adesso? Cosa che c'è? Intanto si va a spalancare la porta doppia del fondo della camerata
e si veniu dentro 5 veci. 4 i tenia su un baldachin da processione fatto con altrettanti pali di legno dritti e una quarta persona. Sotto sto baldachin che gli era l'ultimo della squadra con un solo bianco a farghe da mantello. In man questo che aveva una seccia mesa piena di che famose fette di patata. Visto così, a me girare sulla sinistra e ho visto tutti i miei compagni in ginocchio in fondo alla branda con le mani giunte. Avevo intivato di vedere un certo Bortoaso da Vicenza, un amico scritto, che sarà stato a 15 equipi di me e che aveva il naso schizzato perché faceva il pugiato. E ora sti 5 briganti sono andati al primo della fila e gli dà in bocca la fetta di patata dicendo che in onore del terzo di montagna! Ciao per sta patata in magna! e lui l'ha tolta come che la fosse una particola, cosa che mi tocca vedere. La gamagna e ha fatto una faccia triste e mi ha fatto infine peccare. A fano mi si è venuto. Fatto il primo e si è passato il secondo, sicché si è arrivato a me che gli era il terzo della fila. Mi gli era restato fermo, quieto, buttato sulla branda. A quel punto uno dei 5 mi ha domandato. E chi? Cioè che aveva una faccia da sciaffe e che ero ancora presente davanti agli occhi. E mi sto ben così, che ho risposto. E allora invece che una taglia le ciappe diese! Se per disgrazia, ieri in pieno che sparagnava un cassotto neanche se credeva di portargli via la testa, so che cominciava a mettere su le gambe dalla branda per levar su e intanto pensava fra me, adesso appena che so in piedi qua succede un finimondo. Con la mano mi tegno sulla ringhiera drio della branda e si chiede in poemia a venirmi alle spalle. E te vedrei che appena che il primo il ciapo un destro fisso di sicuro non mi viene vicino perché che ne porta via altri insieme. Qua dell'occhio che aveva visto anche al moschetto lì a fianco di me, ma non voleva mica pararlo perché aveva paura di copare qualcheduno. No che mi mancasse la grinta, ma di sicuro non aveva mia voglia di passare tutta la vita dentro in una galera. Finché lavorava levar su il sergente maggiore Tasolini che è tirare un burlo. Fammi la carità, lascialo stare! Si vede che aveva capito che era pronto a fare un macello. Sicché si è andato di colpo da quello dopo di me, passando uno dei 5 e mi ha guardato io in gli occhi e capiva il coraggio di dargli una scarpa al cavaletto della mia branda. Che t'ho visto? E mi ha domandato sto disgraziato. E mi allora che ho fatto vedere i denti, ma che neanche poco che gli saltasse d'osso. A quel punto che sarebbe arrivato un destro che per lui non proprio non che voleva. E così gli ha fatto tutti la comunione, come tanti per noi inseminini, tutti fuori che me. Ciò un poco che fosse stato istruito da mio papà avanti di andare via soldato, un poco che fosse sta selvatico di mio, fatto sta che mi era parecciato tutto. Se per quello che i miei compagni d'armi mi chiamava Giovanni senza paura. È il periodo della licenza. Era. Il 2 settembre del 42 sono partito dai Balcani a venire a casa in licenza. Gli erano anni e mezzo giusti che gli era via. E la mattina mia il Maule
siamo partiti del corsa come due liuri giù per sentiare in mezzo ai boschi. O siamo arrivati in fondo, che boccata il camion che ne aspettava. Siamo montati su e ne gamena a Cataro. Là siamo stati fermi 5 lì prima di imbarcarsi. Mi ricordo che la sera guadagnava non so quante sardine e di notte mi ero svegliato che aveva una sera radiosa. Sono andato a bere alla fontana, che però non la pisava neanche. Dico che c'è uno che mi ha detto che la sarà di notte. Allora, sono andato al porto e mi ero sguardato tra la bocca con l'acqua del mare. A Cataro, era pieno di gente che andava e che veniva. Un colpo in negati mandami e a sto mio amico per andare a darmi una mano in cucina. Sicché mi avevo detto al Maule, ascoltami Rino, ascoltami Rino, se è meglio che andiamo i fatti da là che mi porta via un bel tocco di formaggio grana. So che lo abbiamo sconto ben dentro il zainetto. Ai 7 di settembre, alla mattina buon'ora, seguiamo imbarcare. Siamo venuti su pel mare, rio la costa della Dalmacia. Mi ricordo che siamo passati anche davanti a Sara e alla fine siamo di sbarcare al porto del Fiume. Là in negato in fermi un paro di settimane, prima di mandarne a casa. Ciò, per vedere se già li sani o mai. Appena che negamo là, abbiamo trovato il primo treno. E siamo partiti. Siamo arrivati a Vicenza che gli era notte fonda. Sarà stata mezzanotte o un botto. E non che gli era più coincidenza paschio. Gli animo un bel ciappetto di alpini. So che siamo andati a bere al bar della stazione. E là uno gli ha detto: ciao, che andiamo su a Monteberico. Beh, sì che siamo andati. Tanto cos'altro che avevamo da fare. Là seguiamo sentato fuori sui scalini della chiesa, siamo stati là un bel tocco finché seguiamo anche in dormesà. La mattina di Rio, era il 29 di settembre del 42, mi e il Maule siamo andati sulla stazione dei treni che era appena spunta il sole. Abbiamo già il primo treno che andava a schio e così siamo stati verso Chieri e il Maule mi ha detto: ma non ti smontare mia malà, no? Vieni con me, fiaschio, andiamo a bere un gotto alla grotta. Dai, avanti, sta fate pregare. E allora siamo desmontati a schio. So che era pieno di gente lì di fronte alla stazione dei treni. Fatto sta, che siamo da dentro sta osteria, al di là della strada. E sui trio degli altri siamo dentro due della me contra. E era Toni Pasin e suo papà. Toni, che gli era un bocciassa, che aveva io 16 anni, gli era lì vicino che faceva i murari, e me l'aveva da mente da dentro, sì che gli era venuto a salutarle. Dentro là, che gli era 3 vecchiotti che suonava l'armonio e un paro da ferrovieri. Noi altri, a se che mi guardare su quel muso e che mi tira fuori il formaggio grana dal zainetto. Beh, abbiamo scommissiato a pagare che da bere calici di verbo da tutti quelli che venivano dentro. Abbiamo mangiato, abbiamo bevuto, che siamo imbriagati. Ciò, con questo verso preso di. E il Maurino che ha tratto su del peso sulla corriera che lo andava verso Vali. Il suo paese mi invece, mi chiama in casa Toni Pasin sul ferro della sua bicicletta. Bene. Ieri imbriaco in sacca. So che non mi vedeva neanche 4 dì fuori dagli occhi. A me pareva che mi pussi una nebbia fissa di quelle che ti possono tagliare con coltello. E insomma, Dio che volesto che sono arrivato a casa. Senza pressa di partire. 2 o 3 dì dopo che eravamo venuti a casa, mi si è capitato il Maule, che a volte al megadito. Ciao, sento che sei venuto a casa per papà dalla Francia, mi non l'aveva mai visto prima di adesso, ne sempre stavi a lavorare? Allora siamo da subito dai carabinieri, che ha scritto al nostro comando,
In risposta a questi i Gamandà su 12 di licenza straordinaria, oltre a quella che Gerimo doveva fare. Ben, lui Tommy, non sta a avere in mente, Rino, ti aspetto volentieri, non mica pressa di andare via, mi. E così ho fatto, sicché sono sta a casa anche a me 12 di del mese di licenza che mi aveva dato. Siamo partiti per tornare in guerra il 10 di novembre del 1942. Cos'on da fuori della porta di casa avevo tolto su un bosson di vin crinto e un tocco di pan biscotto. Go ciapà il treno in stazione a Maran e su go catà il maule che già era montato a schi. Quando che siamo arrivati a Vicenza, già che avevano da aspettare la coincidenza, siamo andati dentro al bar della stazione. Là abbiamo ordinato a bevere e finito quello che ne aveva portato, tira fuori anche il mio bossone. A un certo punto avevo pensato di mandare a casa una cartolina. Allora l'avevo comprata e da Drio ho scritto: arrivederci e presto, senza neanche fermarla. Dopo, per finire il bosson, ho buiato fuori un poco di vino sopra la tola e cosa ho fatto? Ho ciappato il bicchiere rovescio, l'ho bocciato del vino e ho fatto anche il timbro sulla cartolina. Fatto sta che si arriva a casa io stesso, gli era matto come un cavallo. Sicché abbiamo ciappato il treno. So che abbiamo fatto presto arrivare, no? Come quando che siamo venuti a casa in licenza, e ora mi parea di non arrivare mai. E rientro al corpo. Finché nie il maule erimo a casa in licenza, i nostri reparti erano venuti dai Balcani, era tornare in Albania, perché la situazione in Montenegro la si aveva da ormai quietà. Vanti da andare dentro il territorio albanese, mi mega contà, chi si aveva accampato in una valle stretta, dove passava un torrente. Una notte, dopo non so quanti dì di piova, sto torrente si aveva fatto così grosso che aveva portato via anche un soldato, un paro di muli. E il capitano aveva anche provato a trarne una soga per salvarlo, ma non gli era niente da fare. E il Yogakata il di dopo, morto negato. Mia e il Maule, siamo arrivati al corpo il 19 di novembre. I nostri compagni gli erano fermi a Scutari, appena dentro in Albania. Che la volta mi ricordo che Rino, io la salutavo volentieri, i miei amici mi hanno detto: Turcato, ti sia escluso da tutti i servizi in attesa del processo. Meglio, avevo detto me, così a manco mi era poso. Passà qualche dì, un colpo su da dentro sulla mia tenda, avevamo due coertini da campo per uomo in dotazione, e ho visto che me ne mancava una. La soldata sergente maggiore Tosolini. Avevo tirato fuori la baionetta davanti agli occhi e avevo domandato: la vedi sta qua, Tosolini? Sì, perché? Se sapessi chi mi dà portare via la coertina, voleva consumare la lama forse di smusarlo. Fermo, per carità, ordine mio, va in fureria e tornene una de nuova. E allora soldato, là davanti cocotà un giovane tenente che come vedeva passare un vecchio, e da ormai anche a me gli era passata categoria, e si metteva subito sulla tenda per salutarlo. E gli era poco più che un bocciassa, ma gli era già tenente perché suo papà già era generale in Russia. Sicché
mi dà una quertina nuova e la si finia lì. L'ottavo giorno dove rientro al corpo, finalmente mi cacciamare a porto. Allora sono verso l'ufficio del colonnello e poi battuto sulla porta. Avanti. E il megadito stando dentro. Sicché goverto la porta. E sono là verso di lui. Le prime parole che il megadito ha rese sta. E il coraggio ciò. Mia faccia io ti presente da me. E che aveva visto che gli era venuto dentro senza paura. Con meso sorriso sulla bocca. Cosa credevano? Che fosse andare lagrimando. E invece venne infine anche da ridere, guarda. Te lo saprei perché te lo chiama qua, vero? Di preciso no, signor colonnello. Te saprei manco che ti si venuto con 12 dì di ritardo o no? Sì, signor colonnello. E mi avevo visto pentio. Ma ti si sta a casa però. Avevo visto pentio, signor colonnello. Devo essere sta a casa ancora? Allora, e salta per aria. E mi se veniva il coloccio da cattivo e mi ha sbergato per il muso. Rosetto che poteria mandarti a Gaeta sotto processo. A cavaria caro, signor colonnello. Piga di qua. Tutti i dì volta a sopetà. A quel punto si è quieta. Mi ha cambiato espressione come dal dia alla notte. E mi ha battuto sulla spalla e mi ha detto: Lo so, sì. Che ti sei un bravo soldato. Continua così. L'8 settembre del 1943. Ma mi ricordo come se fosse adesso. Lo sei venuto l'8 settembre del 1943. Gerimo a Gianina, sul nostro accampamento. E sera lì c'era de guardia al peso. La mia batteria di artiglieria alpina la che aveva in dotazione sì e pesi, 4 canonsini, 2 mitraglie pesanti, e mi era drio a tendere il canonsino. Poco dopo le 7 si è passato alpini davanti di me e il megadito. ciao, siamo sta ascoltare a radio giornale e hai detto che se sta l'armistizio, soveglia che sia finita la guerra, al manco fanno altri. Radio giornale? Non lo aveva mai sentito menzionare. Non so neanche a dove che fosse andato ad ascoltarlo, magari dentro la tenda degli ufficiali perché non saperia dove altro, se no. Fatto sta che 10 minuti dopo si arriva fuori agli ufficiali, che avevano una faccia bianca come la morte. Subito il negadito di puntare l'artiglieria verso l'accampamento tedesco. Bisognava apparecciarsi a tutto in attesa di ordini, perché neanche lui sapeva di preciso cosa fare. Lui non aveva nessuna disposizione né dall'Italia né dal comando italiano di Atene. Pena che se stanotte, di sicuro la più lunga di tutta la guerra, vista la situazione, i greci gli attaccavano a mandarle dire che se ne altri che avessimo attaccato i tedeschi da davanti, lui li cavaria attaccare alle spalle. E era proprio convinti. Ma come se che si faceva a mettersi a sparare contro i tedeschi, cosa sarebbe successo dopo? Anche perché pochi minuti dopo i tedeschi ne mandano a dire che se gli altri li avessimo attaccato, lui non cavaria sparare neanche un colpo e si cavaria rifiutato, anche se avesse più l'ordine di farlo. Magari queste leggere parole venivano fuori proprio dal generale di comando della prima divisione di montagna tedesca,
che già era tanto amico del nostro colonnello, perché aveva fatto le scuole insieme in Germania. Ciò, questo colonnello già era un gran personaggio, e già era console di Monaco di Baviera, e diceva che parlava 7 lingue. La cattura. E il Didrio, alla mattina buon'ora, mi arriva l'ordine di pareggiarsi per andare in Italia, con tanto di carta fatta dal generale tedesco. E sì che, in mancanza di ordini superiori e con la speranza di tornare a casa il prima possibile, che mi versa le armi su un piazzale e se che mi pareggiava per la partenza, che mi potesto tenersi solo che un gioco per ogni squadra. Agli ufficiali invece che gara sa tenersi la rivoltella, ben o male, abbiamo fatto quello che avevano detto i tedeschi, perché se fidavamo ancora dell'Oria, ciò avevamo combattuto insieme fino al di prima, cos'altro potevamo fare? L'ordine di partire ne arriva il 13 di settembre, allora che abbiamo tolto su le nostre poche robe e seguiamo in camminare, seguiamo portando via i muli e anche un bel fiato di vacche, di quelle che avevamo sequestrate in volta per le campagne e sono gli ultimi rastrellamenti. Abbiamo formato una colonna lunga, aprio la strada, saremmo stati 8 croce, 2000 soldati. Mi ricordo che tanti civili greci mi piangevano guardandoli andare via, perché aveva paura di restare là da soli con i tedeschi. Da Giannina siamo andati a Florina, abbiamo fatto tanta di quella strada e camminavamo di notte perché del solo c'era un caldo che pareva di essere all'inferno. Arriva a Florina, i nostri ufficiali piegavano in 2 greci del posto le bestie che gli erano restate, coi schei e i gacciapà. Abbiamo potuto comprarsi qualcosa da mangiare per ghiaio, perché da ormai le nostre scorte mi attaccava a scarseggiare, so chi ha tolto più che altro dal pan, perché costava poco e si conservava meglio, e sicché abbiamo ciappato il treno, dopo aver consegnato i dischi anche alle poche rivoltelle e scioppi che avevano ancora. Siamo sta sui vagoni che si doparava, in cui che si portava via le bestie, di 60, 70 per ogni vagon. Siamo stati 16 sedili del treno prima di arrivare a destinazione. Mi ha fatto fare un giro della malora, dalla Grecia, siamo da dentro la Jugoslavia e da lì siamo passati per la Bulgaria, la Romania e l'Ungheria e finché siamo arrivati in territorio tedesco, in Austria. C'è un colpo finché eravamo in Romania e il treno e si è fermato su una stazione. E lì il mio amico Rino mi ha fatto. So che sei un borghese qua fuori, mica detto che ha 2 vestiti da darne se volemo. Lemo che li smontiamo e stiamo qua. A sentir lusso, meglio che si doveva menarmi in prigionia. Ma intanto si partiva il treno, se no era facile che fossimo saltati sul serio. Là che era di quelle distensioni di campagna che nessuno cavaria a catà. Ciò. Ma dopo sarissimo sta buoni a casa. Non so come che la saria andava a finire. Possiamo stare a Innsbruck, in Austria, nel treno. Invece che girare su per l'Italia, che gira su per la Germania. E c'è sta allora che i nostri ufficiali, che da ormai che aveva mangiato anche assai la foglia, gli ha capito il tranello che ne aveva fatto i tedeschi. Altro che portarli a casa in Italia. Lì che abbiamo capito di essere prigionieri. Se lo avessimo saputo prima, di sicuro qualche dove che avrebbe provato a scappare, è vero? Ma da ormai eravamo in mano della poglia. C'è sta questo imbroglio chi ne cammina dentro in Germania.
Berlino. Alla mattina di Rio, all'alba, era il 21 di aprile del 45, si arriva di corsa quelli della SS e gas comincia subito a speccare. Schloss, schnell! Fuori, presto! Ne ha fatto scappare fuori dalle baracche e dai rifugi e ne ha portato via tutti. E già erano i russi in città di Rio Vinervanti. Sicché ne ha parato via dal campo e seguimmo spostati di corsa verso il centro di Berlino. Strada facendo, sempre con la SS attaccata al culo, abbiamo cominciato a vedere qualche d'un tacca su per qualche lampione che briscolava. So che era più che altro prigionieri italiani perché i tedeschi la aveva proprio a fuoco con gli altri traditori. E allora mi, che aveva paura di fare la stessa fine, dico dito a un paio dei miei compagni, mi nascondo perché qua in coppa prima o dopo. Fatalità, siamo passati di fianco a un palazzo, che era altro che murarsi in piedi in mezzo alle macerie, e noi ti va di vedere un buso per andare su in caneva. E allora, approfittando della confusione, sono scappato su ascoltarmi. Alla fine saremo stati 15 per poco. Siamo stati 3D, fuori ti sentivi la fine del mondo. E adesso dico, pensare, aspetta, va là. È meglio che va fuori a vedere come che è la situazione. Sì che sono da fuori insieme con altri due, che siamo da in bocca alla SS, e era 5 sie che le aveva il mitra spianato. Perché vi siete sconti lì? Per andare sotto incontro ai russi a spararne a noi altri, vero? Niente, no! Anche quello lì, non sapevano neanche dove andare e seguimmo di parare qua. E poteva fucilarmi lì, senza tanti processi. E invece il mega comandante di andare su di corsa a chiamare fuori gli altri. Sicché gli ha fatto la perquisizione a tutti. E mi, che aveva il zaino più grosso, lui mega neanche a guardare. Neanche a palpare, lui mega, per fortuna, cioè, dentro che aveva sconto la carne che aveva portato fuori dalla macelleria. So che parlava solo con me, forse perché da Romai mi arrangiava abbastanza ben parlare tedesco, o magari anche perché mi vedeva quieto senza timori. Invece che c'era di quelli col muso e quelli che tremavano dalla paura, tanto da somigliare delle spie. Per forza che aveva fiducia in me. Da lì il camminava via colori sempre di corsa. So che abbiamo attraversato un boschetto e intanto si sentiva una sparatoria. A un certo punto, in mezzo al boschetto, sulla sinistra, abbiamo attaccato a sentire tutto un sbeccamento. Pareva che fosse Trio a fare l'arma bianca. Erano i tedeschi che combattevano contro i russi. Da Romai gli era arrivato a ciappare il centro di Berlino. So che lei sparava da una finestra all'altra con tutte le armi che aveva a disposizione. Finché correvano, da una scarica di Katiuscia 30 metri più avanti di noi altri. La gas spaccava non so quante piante e noi altri siamo passati proprio per di lì. Passando, che goppetta dentro una bacchetta e mi si è andato il cappello dell'Alpino. E mi aveva lasciato tenerlo un prigioniero. Ma chi sei che si avrebbe fermato lo su, neanche un matto. E allora lo vuole salare per terra. Possiamo stare a 40 metri più in là, senza un'altra scarica dello stesso punto. Ma gli altri siamo davanti senza mai voltarsi, finché siamo arrivati fuori dalla boscaglia. E sì che siamo andati a nascondersi dentro sulle prime case che abbiamo catato.
La barricata. Siamo stati sconti qualche dì. Con le SS che aveva bisogno di fare qualche lavoretto, ne veniva a chiamarne? Un dì. So che l'esempio io torno e ne manda fuori a fare la bancata in mezzo alla strada. Ciò, la zona dove eravamo gli altri era abbastanza quieta ancora, ma che ieri i carri armati russi prima venivano avanti in pressa. Possiamo stare là. Lì avevo avuto l'occhio e ho visto che era una bella pria sotto il fosso, io la strada. La che aveva come due corni dalle parti, sicché la parea formava apposta per alzarla. Allora, a sono torna, ma ho fatto fatica a tirarla su perché la pesava un tocco di pine e un quintale di sicuro. Ma sono stato di portarla su stesso, sicché l'ha incontrata su in mezzo alla strada. So che uno di quelli delle SS, e era lì che mi tendeva, e che aveva da mente tutto quello che gli era successo. E che avrà pensato, ma che forse caro sto uomo qui, se che mette tutto questo impegno, di sicuro l'è dei nostri. Fatto sta, che lei è venuto lì di fianco di me, e mi ha guardato con due occhi sbarà, sicché e mi ha dato una sigaretta, e me l'ha anche impigliata, e se ne ha impigliata una a lui. A quel punto mi ha detto che c'era 50.000 soldati tedeschi pronti a venire via dal fronte americano per parlare fuori i russi da Berlino. Invece, di lì 4 dì, si sta finito tutto. Guardato. E mi ha fatto anche a peccare. Mi ha fatto peccare a guardarlo perché aveva una faccia straca, sfigurata. Si vedeva che era un uomo finito dalla fatica e dalla paura di vedersi dare la mano in bocca al nemico, e si è messo a parlare con me, come che fosse stato un suo compagno d'armi o uno di famiglia, ma un prigioniero. Chissà, poveretto, che fine che l'ha fatto dopo. Torsù patate senza far fatica. In ultima, verso la metà del settembre del 45, Aiello restò senza braghe da ormai a forza di tacconarle su. Ciò ogni volta che le si rompeva mi metteva una bella pezza di corame sopra a sbrego e che faceva una così dura parsura con una guccia o qualche tocco di fil de ferro. La faceva come capodea, ma intanto mi rangiava su. Però aveva ancora la mantellina che mi aveva da Gorizia prima di partire per la guerra. Sì che ho attaccato di mandare in volta, sì che c'era qualche d'un buon a fare lavori del sarto. Ma voleva farmi fare un par di braghe nuove, doparando proprio la stoffa di sta mantellina. Finché un toso che c'era con me e mi ha fatto, mi conosco uno. Mica ne conosco uno, casa in Italia, fa proprio il salto di professione. E allora mi è camminato questo, mi pare che fosse a Vicenza, se non mi sbaglio. Posso stare là e mi ha tolto le misure, sicché mi ha detto. Sì, dai, te le faccio 1000 braghe, senza problemi, basta che te mi dai la mantellina e con quella ti faccio tutto. Sì, ma per il pagamento devo domandarmi. Beh, dai, dammi quello che te che. Non stava bene in mente per queste robe qua. In qualche maniera se mettiamo d'accordo. E allora ti porto un sacco di patate, gli ho risposto me, perché non cavaria saesto cos'altro dirghe. Proprio in quel momento si salta fuori 3 o 4 tusi, e era lì vicino e gli aveva ascoltato i nostri discorsi e mi ha detto. Ciao, diglielo quando che te le patate, che veniamo anche a noi altri con te. Oh, avrissimo caro di cattare su qualcosa da mangiare, Va bene, siamo d'accordo così? Gli ho risposto me. Dopo qualche dì si capita il momento di andare, so che ho pensato, ancora bisogna che vai per forza a torre le patate, perché da ormai le braghe ne mega fatte. E era giorni che guardava sempre il tempo e aspettava che fosse notte scura senza luna.
E l'ora, appena che si sta possibile, si sono dati i tusi che godito. Ciao Tusi, guardate che mi stanotte vo. Ben. Fane una carità, che Dio e te benedissa. Dite che da essere professione anche a casa, abbiamo pensato di stare qua quieti di altri, non abbiamo mia voglia di risciare la pelle. Sì che sono da via da solo, col messaco sulla spalla, a sapere dove doveva andare, perché aveva fatto un giro prima, finché c'erano dei volta a Oseli. Mi ricordo che mi ha toccato anche a passare un fosso con l'acqua che mi arrivava a metà panza, ma non mi si è mai andata dritta come che a notte. Difatti, appena che sono arrivato sul posto, uno dei tanti capi di patatare che c'era là, avevo sentito un fiato in movimento. E allora sono andato avanti pian pianello, ma non vedeva niente perché era proprio scuro orco. Cosa sta a 5-6 metri da dove che veniva il rumore con fiscia piano. E ho sentito subito silenzio. Allora ho fissato un'altra volta, un fiato più forte. Ho sentito scappare tanta gente, come se fosse un branco di caprioli. A me poi i fiari e soldati. Per terra che c'era tutti i fagotelli pieni di patate. Li ho sfodato dentro sul messaco e so che non le sono neanche state tutte. Mi ha toccato lasciare là anche un fagotello mezzo pieno, zappareccia. Sì che ho legato la bocca del sacco e sono tornato a casa contento. E la mattina trio che le ho portato il sacco in cambio delle braghe. Un paio di giorni dopo sono passato a piedi proprio per di là e ho visto il padrone del campo, un borghese tedesco che c'era trio a cavare le patate. O meglio, quelle che c'era restate per terra, sì che ho pensato di andare a fare due ciaccole. Appena che sono arrivato, ho detto, ciao, ti ga dare una mano sulle patate, E che risca proprio bene, guarda quante marce che ne manca, In quanti geri? Tasi, va là, e pensare che arrivato in due anche con scioppo in due, me l'ha fatta proprio sotto il naso. Se solo che avesse visto cosa gli era successo, ma non poteva mica immaginarsi, avevo sempre io il muso da tolami. Fermo sul primo scalino. Su per la stradetta di casa mia, ho cattato mio fratello Beppi, e gli era anche a Tony Finanza insieme con lui. So che gli era io caricare su l'uame, su un carretto, col forcone. Quanto contento che le sta di vedermi. E insomma, gli avevo attaccato a cioccolare con lui, ma tutto un colpo Beppi, e che di mandare sto Tony Finanza. Ma che sei sto uomo qua? Lo conosci tu te? Se vede che non mi aveva neanche conosciuto, ciò, e io ero boccetta ancora, mi mancava da casa da 3 anni, sì che Tony Finanza, e che ha tratto via il forcone, e che ha sbeccato. Non vedi tu mia che lei tuo fratello è il Moro? Mi ricordo, mi devo fermare lì, una scianta, perché aveva paura di andare a casa. Io era una roba che aveva desiderato di più per tutto il tempo della prigionia, e adesso che era lì non aveva neanche il coraggio di mettere il piede dentro la porta. So che adesso sto fermo un tocco sul primo scalino, neanche mondo muovermi.
Ma dopo avevo deciso, perché avevo bassa voglia di vedere la mia famiglia. Bene, quindi l'ha visto venire dentro. Mia mamma la si è messa a piangere. Mio papà è messo da su di cane, ma torna a piasca di bimbon. E dopo cacciamo a casa nostra, tutti quelli della contrada, tutti, per fare festa, tutti! E il ricordo sempre vivo. Anni dopo il capitano Giacomelli ne ha invitato tutti a casa sua, in Terrasovilla de Pradamano, un paesetto vicino di Udine. Ciò lui era il conte de Pradamano, e si che siamo da là. A me ricordo che in quel parco, di fronte a sta villa, che c'era tante piante alte, con le bore grosse, mi non so quanto vece che le fosse stato. Là che abbiamo mangiato e bevuto, tutto offerto da lui. E che aveva chiamato perfino la banda del paese per suonare per noi altri. E dopo ne ha anche fatto visitare le sue cantine. Più avanti ne ha chiamato anche a Bassan, quando che certi reparti della divisione Giulia si è spostato là da Gorizia. E allora seguiamo cattare dentro la caserma di Bassan e là abbiamo fatto una magnata tutti insieme. Quanto vin che abbiamo bevuto che a volta. Di fianco di me che c'era il sergente maggiore Tosolini, che dopo la guerra c'era andato a fare il vigile al suo paese. Beh, quanto bello che si rivedasse tutti e pensare davanti a un piatto di pasta asciutta ben condia a tutta la fame che abbiamo patito in volta per il mondo. Ma per fortuna è solo ricordi. Ecco, questa è la mia storia. Per contarvela che ho messo molto di tempo, ma spero che per voi altri sia sta bello ascoltarmi. Ciò, che era giovane anche a me, so che si restava a bocca aperta affinché si ascoltava le storie che contava i veci. Da ormai sono io vecchio anche a me, ma il mondo non è più quello di una volta. Adesso tutti corre, tutti spessica, e non c'è più tempo per niente. Ma sapete cosa che vi dico a me? La sai che spessica e la sai che corre. Intanto noi altri che abbiamo cioccolato in gusto come se faceva sti anni. E credimi, non c'è maniera più bella che passare il tempo che il Signore mi ha regalato. E mi sono ben fiero e orgoglioso di essere stato un alpino. Ciao Iolin! Mi piace pensare che ti si dà nel cielo, che te ne guardi là in alto e ti direi, ma sei matti tu, dai! Che la vita è bella, è tutta una sorpresa, bevi l'allegria, un giusto caparmia, su, che la vita è bella. Ciao Iolin, ma son te vol ben, ciao! Te vol ben! Ciao! Dove ho spiegato i motivi che mi hanno portato
portato a scrivere questo libro. Qualche anno fa, Gosco mi si ha notarmi tutte le storie che mi contava Meglino. Non so neanche a me perché. Mi pare quasi che la mia coscienza la mi ordinasse di fatto. Da una parte lo toccasse loro perché mi dispiaceva che le sue memorie le andasse perse, ma non c'era mia tutto lì. Che c'era qualcosa di più profondo che allora non capivo. Fatto sta che tempo dopo vengo a in mano un bel pacchetto di pagine scritte per dritto e per rovescio, mese scarabocciato. E si sta lì, guardandoli, che go capio perché mi c'era venuta questa idea. Non c'era mia solo che le sue storie che voleva tramandare, ma anche il suo modo di parlare. Tutte quelle espressioni che lo parava e che mi ormai non c'era più abituato a sentire. A rileggerle mi è venuta la pelle di oca. Me lo ricordo come che fosse adesso. Mi pareva perfino impossibile che queste parole, queste frasi, le potesse farmi provare tutte queste emozioni. Sotto gli occhi che aveva un tesoro grande, che pensa subito di spartire con tanta altra gente. Se sta così che si partia a sta mia avventura, che la mi ha portato a pubblicare il libro, la storia degli Ioanni senza paura. Ringrazio voi per la vostra presentazione, Eric per aver scritto il libro e per questo breve momento molto importante per averci fatto ricordare, che questa è la cosa che sia importante in ricordo, che tante volte magari si vede la televisione, ci sono le varie manifestazioni, però leggere un libro e magari sentirlo, vederlo rappresentato così ci resta più impresso e quindi vi ringrazio. Grazie anche a voi per essere venuti, sempre numerosi, questo ci fa molto piacere. Questa sia una delle manifestazioni culturali che ha più successo, grazie anche al tempo che per fortuna è dalla nostra parte. Grazie ancora e buona continuazione. Per chi volesse conoscere anche tutte le altre avventure di Ioanni senza paura, il libro a disposizione in fondo a questa piazza al prezzo di 12 € scontato.